Più che una settimana, adesso quest'anno con l'Europeo sarà una dozzina di giorni in Veneto, però no, siamo riusciti a portare anche l'Europeo Gravel dopo il Mondiale, per noi è motivo di orgoglio, e un grazie va sicuramente alla Regione Veneto che ha fortemente voluto questa manifestazione ed è stata un po' pioniere per quanto riguarda il Gravel. Che si terrà? Si terrà ad Asiago il 13 di ottobre e poi la settimana veneta invece comincerà con il Giro del Veneto, mercoledì 16 ottobre, partenza da Verona davanti all'Arena e arrivo a Monteberico dopo 5 giri della salita con il santuario di Monteberico, quindi un arrivo storico dove si è fatto più tappe del Giro d'Italia, dove abbiamo già fatto l'arrivo l'anno scorso del Giro del Veneto, quindi un arrivo storico. Poi ci sarà la Serenissima Gravel il 18 di ottobre a Cartigliano sulle rive del Brenta, quindi il circuito che è stato svolto anche l'anno scorso. Ci sarà solamente il cambio di partenza e arrivo che sarà a Cartigliano con il solito passaggio da Cittadella, che da sempre è nostro partner dal primo anno ed è stato l'arrivo del primo mondiale gravel della storia. Al sabato faremo da Bassano a Bassano la Veneto Go per amatori, per tutti gli appassionati di ciclismo che hanno voglia di provare le strade che si terranno il giorno dopo su Veneto Classic. Ci sarà la possibilità di fare salita della Rosina, della Tisa, Diesel Farm con Trassuarda finale, per poi finire con una grandissima festa tutti insieme dove si può festeggiare la passione per il ciclismo tutti insieme, e il gran finale sarà domenica 20 ottobre con Veneto Classic, che per me è un po', diciamo, la vetrina più bella per quanto riguarda il Veneto, su tutta la zona della Pedemontana, tutti i comuni del Bassanese. Ci sarà una partenza da Soave, quindi ci spostiamo sul Veronese, però si attraverserà tutta quanta la parte del Veronese con l'Onigo, si passerà su Vicenza, quella un po' più alta, quindi Montecchio, Creazzo, tutti questi posti, si passerà poi per Sandrio, che è il mio paese natale. Abbiamo voluto fortemente insieme alla società PP Sportivens il passaggio dove abbiamo la sede noi sul centro di Sandrigo. Si andrà poi sul finale, quello dove il pubblico può sicuramente divertirsi, perché ci saranno 3 salite dove i corridori continueranno a girare e la gente potrà vederli in più punti, quindi 2 salite della Rosina, il circuito della Rosina, quello del campionato italiano. Poi ci saranno 5 passaggi, 5 giri sulla Tisa, che è quella un po' più spettacolare, diciamo, quella che si avvicina di più alle grandi classiche del Belgio. Poi ci sarà Diesel Farm tutta in sterrato, con la discesa anche in sterrato. Si scenderà con Trassuarda e si arriverà sul centro a Piazza della Libertà a Bassano per un finale con una cornice veramente meravigliosa come lo è stato negli ultimi 2 anni. Quindi vi aspettiamo tutti per questi appuntamenti che per noi sono fondamentali, ma penso siano tutti quanti gli appassionati potranno vedere i grandi campioni del ciclismo sfrecciare sulle strade del Veneto.